Diario segreto, Nuoro dietro le quinte 2000-2003, da Atene al futuro, Nuoro città della cultura. E questo è il titolo del libro scritto da Roberto De Riu, consigliere regionale del PD e già assessore alla cultura del comune capoluogo, nonché presidente della provincia. L'opera, curata da Alessandra Corrias, è stata presentata ieri nell'auditorium della Biblioteca Sata. Tra i relatori Roberto Cadedu, Sebastian Cocco e Pierluigi Saiu, che hanno ricoperto o ricoprono la carica di assessore o consigliere comunale del comune di Nuoro, e il fumettista Emanuele Mureddu. In sala Roberto De Riu, alla presentazione è intervenuto anche Cristiano Enriu, assessore regionale all'urbanistica. Nel libro si racconta l'esperienza amministrativa di De Riu negli anni in cui, appena trentenne, entrò a far parte della prima giunta guidata dal sindaco Mario Zidda, un'esperienza amministrativa in una città che veniva da un periodo amministrativo ricco di fibrillazioni, specie in casa del centro-sinistra, che avevano portato nel 1999 al commissariamento del comune per un anno e a nuove elezioni amministrative. Anni formativi in cui una nuova classe dirigente si affacciò alla ribalta, andando poi a ricoprire importanti incarichi sia in ambito provinciale, con lo stesso De Riu presidente della provincia per 2 mandati, o a livello regionale. De Riu racconta quell'esperienza amministrativa dall'interno, un periodo di grandi speranze che portò all'organizzazione a Nuoro nel 2003 dell'Europeade, che fece del capoluogo barbaricino la capitale continentale delle tradizioni popolari. Una vocazione nel campo della cultura, delle tradizioni popolari, che Nuoro vuole confermare aspirando a diventare la capitale italiana della cultura nel 2020.